Bello, un anno straordinario per il rugby Rovigo, adesso qua a Panarella per ricevere, si spera un'ulteriore spinta per questo traguardo. In tanti anni che è presidente, che anno è questo? Questo è un anno che è nato in continuità con quello sospeso l'anno scorso e noi abbiamo voluto fare a occhi chiusi senza tanto darci dei perché particolari. Si trattava di continuare quello sospeso l'anno scorso. L'anno è andato abbastanza bene, però il tutto adesso viene deciso da questa partita di mercoledì che stabilisce chi è campione d'Italia. Se dovessimo vincere sarebbe un anno eccezionale, se non vinceremo sarà stato eccezionale lo stesso. Volentieri l'invito che mi è arrivato attraverso Giancarlo Cristinato di incontrare dirigenti, squadra di Rovigo Rugby, perché negli anni, ormai sono più di 5 anni che sono vescovo a Rovigo, ecco, ho capito che questo sport è molto importante. Importante per la città di Rovigo e per tutto il territorio polesano. E quindi, ecco, tanto forse anch'io ho mancato perché non ho cercato occasioni di incontro, però poi il Signore ci apre strade anche dove noi non ci pensiamo, dove così per tanti impegni, ecco, non si riesce ad arrivare, ma capita sempre qualcuno che il Signore ti manda e che ti apre la strada e ti fa incontrare anche quella parte del popolo, della comunità che tu hai trascurato. Ecco, così è stato, ecco, anche per voi tramite, ecco, questo nostro amico Giancarlo, e grazie anche alla Madonna di San Juan de los Lagos. Il Signore ci dà le energie perché lo serviamo con gioia, aiutiamo i nostri fratelli e sottomettendo il nostro corpo alla sua legge ci rendiamo idonei ad ogni opera di bene. Anche il tempo libero, che offre una pausa di distensione allo spirito e l'opportunità di esercitare lo sport, è cosa gradita a Dio. Così ristorati spiritualmente e fisicamente rinvigoriti, recuperiamo una maggiore armonia con il creato e il creatore, che ci renda più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. E preghiamo insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, la preghiera che raccoglie tutto quello che noi possiamo dire a Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Benedici questi atleti che si preparano a disputare la finale del campionato nazionale. Fa che si preparino con costanza, che giochino con lealtà, che vincano con dignità e nell'eventualità sappiano perdere con serenità. Possano essere, per quanti li ammirano, validi modelli da imitare. Aiutali ad essere sempre atleti nello spirito per ottenere il tuo inestimabile premio, una corona che non appassisce mai e che dura in eterno. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore.
per Cristo nostro Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.